invece di 32,76 ho pagato 26,24. Adesso facciamo un po' di benza qua. Allora, visto che adesso facciamo il pieno, porteremo anche un bel video su quanto consuma la Tigerona col pieno, quanti chilometri faremo. Adesso lo riempiamo per bene fino all'orlo. Vi ricordo che tiene sui 20 litri. Bene, abbiamo fatto 15 litri, quasi 16, ma non era del tutto in riserva. Direi che siamo quasi a filo. Non l'ho messa dritta, ma insomma dai, non mancherà tantissimo. Ecco, adesso andiamo a pagare. Quindi per voi saranno passati pochi secondi da questa clip, invece per me saranno passati tanti giorni, anche perché non la uso ogni giorno. Anzi, nei prossimi giorni metteranno anche pioggia, quindi chissà quando riusciremo a fare fuori tutto il pieno, però la porteremo quasi a zero appunto e vedremo quanto questa bella Tiger 1200 GT Pro consuma con 20 litri di serbatoio. Dopo dipende anche quanto gas si dà, ovviamente, ragazzi, come sempre. Andiamo a pagare. Grazie, Mandi, ciao. Noi per fortuna in Friuli Venezia Giulia siamo fortunati perché abbiamo una tesserina che a seconda della provincia di dove siamo residenti ci fanno lo sconto. Tipo io sono vicino alla Slovenia, quindi lo sconto più alto di 30 centesimi al litro, che non fa schifo. Grazie Friuli Venezia Giulia. Poi ovviamente se lo sconto ce lo tolgono o diminuisce, noi torniamo in Slovenia, ovviamente. Ok, allora abbiamo azzerato il parzializzatore dei chilometri, pieno fatto come potete vedere. Adesso torniamo nell'info carburante. Ecco, con l'uso che ne faccio di solito siamo a 15,3 km al litro, che è un po' bassino perché comunque mi piace tirarlo questo 3 cilindri, e ci dà un'autonomia di 313 km con un pieno di 20 litri abbiamo detto, quindi l'autonomia per avere 150 cavalli 3 cilindri niente male, per l'amor di Dio. Però vediamo se questi 313 km sono veri oppure no. Quindi adesso la testeremo. Quando arriverò diciamo a fine chilometraggio di questo pieno di carburante, tireremo le somme e vi dirò un po' le mie opinioni a riguardo, ok? Bene, per voi saranno passati pochi secondi da questa clip, invece per me sono passati svariati giorni di casa lavoro, tragitto casa lavoro, giorni di qualche giro sul passo, pochi purtroppo, pochi. Comunque voglio farvi capire che è stato un uso... È possibile, porta Anna la Madonna. Comunque volevo farvi capire che è stato un uso misto, questa esperienza di quanto fa con un pieno la Tiger 1200, la nuova versione, la GT Pro col serbatoio da 20 litri, ecco, ho fatto un uso misto. Quindi adesso vi faccio vedere i dati del computer di bordo, così tiriamo due conclusioni. Bene, allora abbiamo avuto una media di 15 al litro, quindi questi 150 cavalli della Tigerona, ecco, non li abbiamo risparmiati, abbiamo dato gas, ecco, più sul dritto perché Fuserino non sa guidare. Comunque 15 al litro e mi dà di autonomia ancora con un'attacca, sono già da un po' con un'attacca, ancora 18 km. Quindi adesso con il nostro joystick andiamo nel parzializzatore, tac. Eccoci qua. Allora, questo è il trip che avevo azzerato e se non ricordo male, andrò a rivedere la clip precedente che avete visto inizio video, mi dava un'autonomia con il pieno di 313 km più o meno. E quindi adesso abbiamo i dati veritieri. Ho guidato per in totale 4 ore e 43 con una velocità media di 55 km. Qui abbiamo 260 litri, 262 più i 18, facciamo 280, ecco, per essere più o meno precisi. Quindi
in realtà questo serbatoio da 20 litri della Tagherona ci porta a fare, spingendo abbastanza, vi ricordo 15 al litro, 15 km al litro più o meno di media, facciamo sui 280 km, a differenza dei 300-313 che erano dichiarati con il pieno, quando ho fatto il pieno. Quindi magari sono anche raggiungibili, sì, però magari avendo un polso, ecco, sul gas più leggero. Vi do due dati: praticamente quando ho fatto ero in marcia, insomma, qua mi dava, ecco, una media ero a 130 in sesta, eravamo sui 18 km al litro, quindi non benissimo ma neanche malissimo, ecco. Invece quando ero magari tipo in sesta a 100 era sui 20 km al litro, quando ero in sesta sugli 80 era sui 22 km al litro, ecco, quindi dipende molto dal polso. Diciamo che sì, è un motore che non si risparmia, ha delle prestazioni fantastiche, questa Tagherona, 150 cavalli messi giù alla grande da Mama Triumph, però ovviamente, ecco, consumicchia se sfogate tutto il vostro divertimento sul gas, ecco, insomma, consumicchia. Comunque sì, vi ricordo che pur per 150 cavalli, quindi ci sta come consumi, dai. Adesso teniamo due conclusioni a fine video e vediamo cosa ne pensa Fuserigno di questa bella Tagherona sui consumi. Comunque, visto che ci siamo, vi faccio vedere come in Friuli abbiamo una tessera per gli sconti, invece di 32,76 ho pagato 26,24, quindi ecco, abbiamo anche questa fortuna qua con la Camera di Commercio, abbiamo un bel sconto, ecco, sui carburanti qua in Friuli, essendo una regione a statuto speciale ed autonoma, abbiamo questa possibilità, quindi almeno, ecco, puoi bere, diciamo, un pochettino gratis. Ecco, vedete, adesso avendo fatto il pieno mi dà autonomia 300-308, era appena, ecco, sono ripartito dal benzinaio, comunque, ecco, effettivi, diciamo che siamo a 2,80 su per giù, dando gas come piace a noi, quindi dai, non è malvagio, brava Tagherona.